Buonasera, sono stati celebrati oggi pomeriggio ad Agrigento, in via Esseneto, nella chiesa evangelica valdese, i funerali di Chiara Lamendola, 24 anni, morta la sera di lunedì 30 dicembre, vittima di un incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni, tra San Leone e Cannatello, all'obiettivo di Giacomo Fattori. Papà. A quanti sono voluti intervenire e sono oggi qui fuori, anche in una situazione difficile, sono troppo pesanti per tutti noi. Ti chiediamo, Signore, di accogliere le nostre, chiediamo a Dio, non ti importa niente che noi andiamo. Io voglio dire alcune cose. C'è il Io ringrazio tutti di essere venuti per la di mia sorella e vi dico ancora a mia sorella io l'ultima volta grazie. Grazie a mia sorella. Non importa che siamo uniti noi. Grazie ancora. Io vengo dal funerale di mio fratello, potevo restare a casa, ma non me la sono sentito di non portare l'ultimo saluto a Chiara, di non stare solidale con Lillo, con Marilena, Marco, Ignazio, che hanno perso la sorella e la figlia. So che domani c'è una fiaccolata che va da Porta di Ponte alla Piazza Municipio. Noi possiamo dare il contributo affinché i genitori, i fratelli non perdano i propri congiunti, per dire a questa città, a chi gestisce questa città, che è ora di finirla. Si deve finire di raccontare balle, si deve badare alla città, si devono impedire, si devono togliere tutti i pericoli che esistono in città per impedire che altre Chiare, altri figli nostri, altri fratelli perdano la vita così banalmente, vengano rubati e strappati ai nostri affetti. Grazie. Io non ho parole. Ancora oggi sento la voce di mia sorella che mi chiama. Io una cosa sola voglio dire a tutti quanti. Chiara se n'è andata oggi. Chiara ci ha lasciato tutti con un vuoto dentro che non si può neanche descrivere. Chiara però voleva una cosa sola. Chiara voleva giustizia. E giustizia Chiara dovrà avere. Tutta la città perfetta. Chiara, amore mio, sentimi. Tutti ti vogliono bene. Dietro.